Euroregione News. La legge sul friulano a scuola. A Campoformido il Comune e l'Arlef hanno organizzato un incontro con la dirigente scolastica Patrizia Pavanti, il consigliere regionale Cristiano Sciaurli e l'onorevole Silvana Facchini. Tutti favorevoli i relatori che unanimemente hanno individuato nella scarsa autonomia economica il vero freno per la puntuale applicazione della legge, minore concordanza tra docenti e genitori presenti nella sala polifunzionale. Il presidente del gruppo consigliare regionale del Partito Democratico Sciaurli ha ricordato il processo di valorizzazione delle lingue minoritarie a partire dall'articolo 6 della Costituzione. Imparare una lingua in più è uno strumento competitivo ed è un vantaggio per i nostri ragazzi. Su questo la Regione Friuli Venezia Giulia, gli istituti scolastici e ovviamente tutti gli uffici preposti secondo me dovranno essere impegnati nei prossimi anni per trovare addirittura dei percorsi più avanzati rispetto a quelli che abbiamo messo in campo fino ad ora. Fino ad ora la formazione era relegata, seppur in maniera positiva e costruttiva,